L'anomalia è di quelle che saltano all'occhio, perché in un settore come le costruzioni, che da anni protestano per la crisi, il trimestre più duro degli ultimi decenni è stato invece quello della rinascita. 16.000 posti di lavoro creati dal nulla, proprio mentre tutto il paese si fermava, mentre la Sicilia perdeva a causa lockdown 92.000 occupati in tutti gli altri settori. Troppo per non destare sospetto, così secondo la CGIL l'aumento dei lavoratori impiegati in edilizia fra aprile e giugno 2020, fotografata dall'Istat nel bollettino diffuso alla fine della settimana scorsa, può essere letto soltanto come un'autodenuncia, l'emersione di migliaia di posti di lavoro in nero. Tanto evidente che persino l'ANCE, l'associazione dei costruttori, ammette che la tesi non è peregrina. Tutte le misure varate a livello nazionale, scandisce il presidente dell'associazione a Palermo, Massimiliano Miconi, hanno prodotto un allettante meccanismo. Chi non segnalava i propri dipendenti potrebbe averlo fatto in questi mesi pur di accedere ai benefici, anche perché il settore non segnala aumenti in termini di massa contributiva. Spiega il segretario generale della CGIL Sicilia Alfo Mannino, la crescita è apparente e dovuto non a un reale aumento degli occupati, ma all'emersione del lavoro nero ai fini dell'ottenimento della cassa integrazione. Anche perché gli occupati in senso reale, cioè coloro che materialmente vanno in cantiere e dunque versano contributi previdenziali, sono invece diminuiti. C'è da chiedersi, prosegue Mannino, cosa accadrà quando la cassa finirà? La risposta è scontata, ci sarà un crollo verticale degli occupati, anche perché il resto dell'economia ha visto un tracollo. Bisogna sperare, gli fa da sponda Miconi, che quel lavoro rimanga in bianco, cioè che gli imprenditori furbi e scorretti che hanno cercato di accedere a misure di sostegno non ritornino al nero. Da parte nostra possiamo dire che ci sono tutti gli sforzi per isolare chi fa così. E in Sicilia, nonostante i ritardi iniziali della regione, l'INPS ha versato gli assegni della cassa integrazione a una platea enorme. Nel momento più grave della crisi, gli ammortizzatori sociali raggiungevano infatti circa 240.000 persone. Dal picco però adesso si è scesi a dati molto più bassi. In questo momento, assicura Mannino, i cassaintegrati sono circa 65.000.